Oggi parliamo di una notizia che arriva da Cagliari, una di quelle notizie che hanno davvero il sapore della storia. Potrebbe cambiare, e dico per sempre, la vita di migliaia di persone proprio qui, in Sardegna. È un annuncio che si aspettava da decenni e che segna l'inizio di una fase completamente nuova nella lotta contro una malattia che, ha segnato profondamente la storia della nostra isola. Il paziente diventa indipendente, per sempre. Sentite che forza in queste parole. Sono del direttore sanitario dell'Arnas Brozzu, Giorgio Lanasa. E in questa frase, così breve, c'è dentro una promessa che è a dir poco rivoluzionaria. Pensiamoci. Indipendenza dalla malattia, indipendenza dalle trasfusioni, indipendenza da una vita scandita, quasi governata, dagli appuntamenti in ospedale. Ecco, vedete, questa non è solo una notizia di progresso medico, di scienza, no, è molto di più. Per un numero incredibile di famiglie sarde significa vedere la fine di un'attesa durata generazioni, significa la conclusione di un percorso che è stato lungo, a volte estenuante e incredibilmente difficile. Ma per capire davvero quanto sia enorme questa svolta, facciamo un piccolo passo indietro. Cerchiamo di capire insieme cosa ha significato fino ad oggi convivere con la beta-talassemia, soprattutto qui, in Sardegna. Allora, cos'è la beta-talassemia? È una malattia genetica del sangue. Per dirla in modo molto semplice, è come se il corpo non avesse la ricetta giusta per produrre emoglobina sana, quella proteina fondamentale che porta l'ossigeno in giro per il nostro organismo. E fino a ieri l'unica risposta era una dipendenza totale dalle trasfusioni di sangue, che non solo, come possiamo immaginare, limitano la vita di tutti i giorni, ma portano anche delle complicazioni serie, pensiamo all'accumulo di ferro negli organi. E attenzione, perché in Sardegna questa non è affatto una malattia rara. Parliamo di circa 1000 pazienti. La nostra isola ha una delle incidenze più alte, una condizione che ha lasciato un segno profondo sulla comunità. Ecco perché la soluzione che arriva oggi è una questione profondamente sarda. Ci riguarda da vicino. Proviamo solo a immaginare cosa significa. Una vita intera dettata da un calendario di trasfusioni, spesso 2 volte al mese. Come ha detto proprio il direttore Lanasa, il vero punto, il problema centrale è sempre stato uno: la qualità della vita. Una quotidianità continuamente interrotta, legata a doppio filo con l'ospedale. Ma adesso, finalmente, quella dipendenza si può spezzare. La soluzione ha un nome: terapia genica. E il cuore pulsante di questa rivoluzione si trova proprio a Cagliari, all'ospedale Brozzu. Avete capito bene, l'Arnas Brozzu di Cagliari è l'unico centro in tutta la Sardegna ad essere accreditato per questa terapia genica così avanzata. È una notizia che, diciamocelo, riempie d'orgoglio, perché questa innovazione pazzesca è disponibile qui, a casa nostra, nel cuore della Sardegna. Ok, ma come funziona in pratica questa terapia? Il processo è tanto complesso quanto affascinante. Tutto parte da Cagliari, al Brozzu, con un prelievo di cellule staminali dal sangue del paziente stesso. Poi queste cellule fanno un lungo viaggio, vengono spedite in un laboratorio super specializzato negli Stati Uniti. Lì vengono corrette geneticamente. Immaginiamo che venga inserita l'istruzione giusta per produrre emoglobina sana. A quel punto le cellule corrette vengono rinfuse nel paziente ed ecco la magia. In pratica è il corpo stesso del paziente che impara a curarsi da solo, per sempre. Naturalmente, dietro un traguardo così importante ci sono persone, ci sono competenze, c'è una visione. E allora sentiamo le parole di alcuni dei protagonisti che sono in prima linea in questa svolta storica. Per esempio, Gianfranco Angioni dell'USB Sanità mette l'accento su un punto che è fondamentale: la fine dei cosiddetti viaggi della speranza. Poter fare questa cura qui, in Sardegna, senza doversi spostare fuori regione, non significa solo offrire una cura innovativa. Significa dare dignità, significa stare vicino alle famiglie in un momento così delicato. E poi c'è il commissario dell'Arnas Brozzo, Maurizio Marcias, che aggiunge un altro tassello importante, un vero e proprio motivo di vanto. Il Brozzo non è solo uno dei centri che esegue la terapia, no, è un pioniere. È tra i primissimi in tutta Italia a farla al di fuori della sperimentazione iniziale. Questo mette Cagliari e la Sardegna in prima linea a livello nazionale. E attenzione, non stiamo parlando di qualcosa che accadrà in un futuro lontano. No, sta succedendo tutto adesso, in questi giorni. Dopo l'annuncio storico di fine dicembre, pensate che il 13 gennaio il primo paziente sardo ha già iniziato tutto l'iter e un secondo paziente è già in programma per la fine del mese. È una realtà.
Ma un evento del genere, ovviamente, va ben oltre la singola, pur straordinaria terapia. Apre una riflessione molto più grande su cosa possa significare per il futuro di tutta la sanità in Sardegna. Infatti, non è un'iniziativa isolata che nasce dal nulla. Fa parte di un disegno più grande, di un piano strategico che prevede l'integrazione di un'altra eccellenza storica, il microcitemico, proprio dentro l'organizzazione del Brozzu. L'obiettivo qual è? È chiaro, creare a Cagliari un polo di riferimento ancora più forte, non solo per le malattie del sangue, ma per tutte le cure pediatriche complesse. Certo, la strada è tracciata, ma è ancora lunga e gli esperti su questo sono chiari, perché questo successo non resti un caso isolato, ma diventi un modello, un sistema. Bisogna continuare a investire, non basta la tecnologia, servono risorse, serve personale preparato e forse, più di tutto, serve una visione strategica chiara e una guida stabile. Solo così questa incredibile opportunità può diventare il nuovo standard per la sanità in tutta la Sardegna. E allora, la domanda che chiude questa nostra riflessione sorge quasi spontanea. Con questa svolta, che è a tutti gli effetti epocale, stiamo forse assistendo davvero all'alba di una nuova era per la sanità e per la ricerca qui, nella nostra Sardegna?